già 4 secondi di vantaggio al secondo intermedio, vuol dire che ci attestiamo a un crono prossimo ai 4,40 netti. Ci auguriamo anche meglio, quindi Di Giuseppe, che era partito sotto e poi ha cominciato ad accelerare di brutto. Intanto c'è il tempo di Amedeo Fancotti, 4,54 e 770. Maltesa si sposta su quello che tra i piloti è ancora in corsa e più quotato per cambiare il volto della classifica generale, e cioè Roberto Di Giuseppe. Che comanda la classifica generale con 5 già dato in archivio e un conto è decretare quale sarà il vincitore della corsa siglata con il numero 23. L'anno scorso secondo su queste rampe al debutto, quest'anno per 3 decimi ancora secondo in gara 1, il giovane Domenico Sola va a cercare un'altra conferma in gara 2